fanculo. Chi è? Chi è? Ma vaffanculo. Pronto? 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 Ma vaffanculo. Buongiorno, signor Filippo. Le ho portato la colazione. Caffè, cappuccino, brioche, succo alla pera, perché a voi piace la pera, non è vero? Tutto come mi avete chiesto. Beh, io veramente non ti ho chiesto niente. Oh, sì, vabbè, voi non mi avete chiesto niente, ma io lo so che vi fa piacere e allora ve l'ho portato lo stesso. Signor Filippo, vi piace questo cappello? Il cappello? Sì. È bellissimo. Oh, lo sapevo. Prima quando ho bussato mi ero dimenticata di metterlo, così sono tornata indietro. Oh, ci tenevo molto che voi lo vedeste. E allora, signor Filippo, vi piace davvero questo cappello? E ve l'ho detto, mi piace. Oh, lo sapevo che vi sarebbe piaciuto. Signora Teresa, io vi ringrazio per l'attenzione che mi fate, però voi non dovete fare così. È un mese che mi portate la colazione tutte le mattine. Oh, ma questa è la prima volta che ve la porto col cappello. E io col cappello, senza cappello non me la dovete portare. Finalmente sei arrivato. Ti sto aspettando dall'8:30. Fuori fa freddo, Filippo, si gela. Non leva acqua a terra da 2 ore, guarda qua, sono tutto fuso. Vabbè. Hai ragione, ci fatto un poco tardi. Vabbè, l'importante è che mo stai qua, tanto tu in vita tua non sei stato mai puntuale. Mo fai una cosa, vai in bagno così ci togliamo subito il pensiero. Ma io non devo andare in bagno. Ah no? Ma scusa, non tieni la prostata? È vero, tengo la prostata, ma io già ci vado un poco troppo spesso, ma ci devo andare pure quando non mi tocca. Piuttosto, morta addosso. Ma qua morta, mica è qua morta. Ma come tu per telefono mi hai detto presto, corri, vieni qua, è questione di vita o di morte. E infatti tu ti sei precipitata. Se era per te hai voglia a morire, mica. Comunque ti ho detto che si tratta sì di una cosa grave. Ma senza morte. Vabbè, meglio così, va. Comunque, scusami ancora per il ritardo. Vabbè, non ti preoccupare, tanto mo stai qua. Però ricordati, mica, che quando morirai, questa è la prima cosa che mi ricorderò di te. Sì, fammi piacere, non ti ricorda proprio niente. E poi, se proprio lo vuoi ricordare, la colpa è tua se arrivi in ritardo. Tu non hai visto appuntamento all'alba alle 8:30 la mattina. Poi, mica, non strillare, non dire fesserie, che poi si sveglia pure la bambina. Giovanna. E me la chiami bambina? Beh, tu non lo puoi sapere, perché tu figli non ne tieni. Per noi genitori i figli sono sempre bambini, pure quando hanno 30 anni. Mica, ma non sta venendo il Polo Nord. Sì, fa freddo. Comunque, dimmi questa cosa che mi devi dire velocemente, che va di pressa. Non sei manco arrivato che subito te ne va. Però io te l'ho detto prima, che quando morirai... Ma perché non muori tu? Poi è inutile che ti impressioni, prima o poi devi morire. Senti, io lo so che devo morire, ma perché tu no? Tu non muori. Certamente, ma a me non mi fa impressione. Sì. Non pensate che io voglia essere eletto sindaco per bramosia di potere, per attaccamento alla poltrona o chissà per quant'altro. Ma solo perché... Lo sabato, zio Ninotto, o sputo in faccia. Ma solo perché ho deciso di mettermi a servizio di questo popolo. Questo popolo mori fama. Capace, che ha tanto bisogno di onestà, di certezze, ma soprattutto di posti di lavoro. Questo popolo non ce la faccio. Carico di sentimenti, che tanto chiede ma nulla ottiene se non ingiustizia, false promesse. Aumenti di tasse, sta scritto qua, sta scritto.
aumenti di tasse. Ma chi le paga queste tasse, eh? Chi? Fili, e pago io le pago. Le pagano sempre le solite persone oneste. Presente. I soliti ignoti. Ma quali ignoti? Ti ho detto che le pago io. Le solite persone civili. Presente. Il solito strunzo. Presente. Ehi! Ma qua non ci sta scritto i soliti struzzi. Ah no, non ci sta scritto? No. E si strunzo stesso, Michele. Tu mi interrompi sempre, ma fai parte della fila. Vabbè. Vabbè, ma lasciamo stare, esci che ti devo dare una brutta notizia. A che mare fa? Si tratta di zio Ninotto. Poverino, è morto. E a Safaddi fammi appicciare una bella cannellata. Sofì, lascia sta siccanì. Ti ho detto una brutta notizia. Zio Ninotto non è morto. No. Anzi, è vivo e vegeto. Arriva domani a mezzogiorno. Anima Robriatori, ma tu che stai dicendo? Mamma mia, ma come tu avevi detto che quello non sarebbe mai più tornato in Italia? E si vede che ha cambiato idea. Dopo 25 anni? Dopo 25 anni che ci posso fare? Mamma mia, figli, quelli già teneva pronto Natale. Ah sì? E ci scriveva, senta qua, Giovanni si sposa. Sì. Come minimo ci mandava $50.000. Sofì, straccia sta lettera. Con le fesserie abbiamo chiuso. Babbo Natale domani sta A qua. proposito di figli, guarda che qua la passione di Giovanna per i film d'orrore, quello sta diventando una cosa seria. Ma tu hai capito che è il vero sangue, morto, sparatorio per tutte parti. L'altra sera ha fatto uno scherzo a tua mamma che si non era. Ma quale cosa seria? Guarda, quelle sono mode giovanili, Sofì. Quello è un modo per dimostrargli l'affetto e che le vuole bene. Ma capito? quale affetto Mi che passerà. mamma te stava longa in te. Mi passerà, Affetto. Sofì, affrontiamo un problema per volta. Hai Primo teniamo a zio Ninotto. Sì, hai ragione, ma come facciamo? Niente, a Giovanna gli diciamo che suo padre si è candidato a sindaco e ci farà sicuramente piacere. Sì. A mia madre invece, Sofì, non gli diciamo niente, che se sa che bene zio Ninotto sta 3 giorni a piangere. Oh, vero, perché? E perché? Perché mio padre, Giacomino, e zio Ninotto erano gemelli. Gemelli. Erano talmente uguali che quando mia madre voleva andare a ballare e mio padre non teneva voglia, mandava zio Ninotto a posto suo. Capì, bravo. Quindi se mia madre vede a zio Ninotto è come se vedesse da capo mio padre Giacomino in vita, capito? Quindi Sofì, evitiamo. Caro mio Pinocchio. Caro mio Pinocchio, tu poi sei Cominciamo proprio più, non lo sai che Biancaneve si è sposata, è vero? Ma come leggi, dico io? Caro zio Ninotto, ma quale No, Pinocchio? tu hai sbagliato a leggere. Caro zio Ninotto, finalmente ho finito l'università. Bravo, vai. E posso dirti con orgoglio che mi sono lavate i piedi i volti. Così sta scritto. Ma che se ne importa zio Ninotto se io mi sono lavato i piedi 2 volte? No, leggi pure tu. Mi sono laureato a pieni voti, ma quali piedi? Ma tu scrivi proprio una schifezza. Vai avanti, non c'è tempo. Vabbè, andiamo innanzi. Caro zio Ninotto, ti comunico che tra un mese mi sposerò con Sofia. Bravo, ci siamo, leggi. Ecco qua. Una zoccola di fuorigrotto famosa e arravante ballerina. Ma tu cosa scroto? Ma come lì, Sofia, non ti trasformare, Sofia, Sofia, può sombrero, Sofia! Mi da già dicere una cosa. Quel papà no, è bella figlia mia, quel papà no ha deciso che vuoi fare sindaca. No, che stai dicendo? Io proprio questo gli volevo dire. Ma tu che gli volevi dire? Che non deve fare il sindaco, mamma. Ho sognato che lui faceva il sindaco. Poi è successo che lo hanno rapito, imprigionato in una casa, torturato col coltello e alla fine lo hanno buttato nell'acido. E di papà non è rimasto più niente. Nemmeno nulla. Madonna miro Carmen, e tu se lo volevo pure dicere. Mamma, questo è un sogno premonitore. E poi che c'entra?
il sindaco non lo deve fare, perché pure se non lo buttano nell'acido, lo sparano sotto casa. O ancora peggio, gli mettono una bomba nella macchina e di papà non rimane più niente. Ah! Nemmeno un'unghia. Madonna, tu mi fai impressionare, mamma. Mamma. Uè, tu la devi finire di vedere tutti questi film d'orrore, hai capito? Mamma, io sono la figlia. Quelli mi rapiscono e tanto per cominciare mi tagliano un orecchio. E lo sai poi che fanno? Lo sai? E come? No, non lo so. Quelli ti prendono, ti buttano dentro all'asilo, ti squagliano e di Giovanna non rimane più niente. Nemmeno un'unghia. Oggi indovinata, mamma? Sofì, è che io mi sento fuoco per tutte parti. Vero? E buttatemi sotto la doccia così per rinfrescare tutta quanta. Sofì, è da quando è morto mio marito Giacomino che tengo sti vampate calore. Vero? E sapesse quanto so brutta, soprattutto a notte, rindoglietta. Non vi dovete impressionare, quello sarà stesso il dolore che voi sentite per la morte della persona cara, che voi sentite la mancanza. La mancanza, come mi manca. E che ci posso fare, mi manca. La verità, Sofì, ma manca assai. Quello mica vi è morto il gatto. Quello saranno pure passati 5 anni, ma voi la sentite la mancanza? 5 anni di mancanza, 5 anni di sofferenza, sola, in tanulietta. Sofì, tu sei donna, puoi capirmi? Come non vi capisco, una caro mio? Sofì, io con mio marito ero una donna felice. Andavamo a letto tutte le sere insieme e non mi diceva mai di no. E chi perciò è morto? La cosa era costante, duratura. Sofì, tu mi comprendi? Come no, l'ho fatto, era duro. E quando eravamo fidanzati mi portava sempre a ballare nei migliori locali della città. La 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 la. E ballavamo per ore, Sofì, per ore. E non ci stancavamo mai. Ma che voi volevano stancare una Carolina? Quello voi il ballo o tenete indossa? Bello. Vota Filippo Gioioso. La carta vincente, pulita e trasparente. E che vuoi dire sta cosa? È lo slogan della campagna elettorale. Non so, potevo scegliere un altro slogan. Che vi devo dire? Comunque, donna Sofì, qua va a finire che Filippo veramente viene eletto. D'altronde, quello è un professionista serio, onesto, conosciuto. Sì, serio, onesto e conosciuto, mica mai i voti, chi glieli dà? Come chi glieli dà? Glieli dà il popolo. I sindaci li vota il popolo, donna Sofì. Io, voi e forse che è stato parente suo, questo è il suo popolo. E anche questo è vero, però se ci fosse un popolo che votasse le persone per quelle che veramente valgono e non per quello che gli promettono durante la campagna elettorale, e allora qualche speranza la tenesse pure Filippo. Ma non è così, Michele, non è così. È giusto. Quelli il partito sceglie un candidato, una persona dalla faccia pulita, o mette in coppia i manifesti e lui diventa... Oh, strunzo che da fa festa all'elettore. Ma no, ma la gente lo guarda, lo riconosce. Però è venuto proprio bene. Quando la gente lo riconosce dice, ma quella è una persona onesta. E lo vota. Ma non basta, Michele, non basta essere serio, onesto, conosciuto, avere la cultura. La cosa più importante è che un sindaco deve mettere gli interessi della città al di sopra di ogni cosa, perché se no è meglio che si sta a casa sua, perché noi qua degli interessi personali ci siamo rotte le scatole. Almeno è così che la penso io. E la pensate bene, la pensate benissimo. Che la dobbiamo finire con questo tipo di politica. La gente può essere pure ignorante, ma non è ciecata. Se le cose si fanno, si vedono. E che non si vede mai niente, Michele, non si vede mai niente. Quella è una vera schifezza. Ottenevo il capello.
Bravo, donna Sofì, bravissima! Ma perché non vi candidate voi a sindaco? Ma voi vediamo, quando trovo un poco di tempo vedo di accontentarmi. Ma faccio... Non so il caffè per il signor Michele. Ecco qua, accomodatevi. No, grazie, lo prendo all'impiedi perché vado di fretta. No, il caffè non si prende in piedi, il caffè si prende da seduti, perché... Lo diceva anche la mia mamma, il caffè è un momento di relax, per questo si deve prendere seduti, perché se si prende in piedi... Oh, perché? Aspettate. Ho capito. Prego. Allora, mi piace? Io lo faccio stretto perché mi piace forte. Oh, mica vi piace. Dite la verità. Signor Michele, se non vi piace lo potete pure dire, io mica mi offendo. E quello se lo sta ancora gustando. Oh, via, aspettate. E allora? Vi piace? È la cannonata! Dicono tutti così. Adesso capisci? Chiamami solo per il pranzo. Sciù! La faccia tu. E meno male che mo se ne va 3 ore a Fiuggia. Ah, non può che faccio io. Giovanna! Giovanna, vieni a casa che ti aggiornisce una cosa. Non vengo da nessuna parte. Chiamami solo quando viene papà. Ma perché? Che ci arriverà papà? Ti devo dire che se viene eletto voglio la scorta. Giovanna! When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like